Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio assegnato su Radio Libertà da Vittorio Feltri dialogando col sottoscritto. Oggi in edizione anomala c'è solo il sottoscritto, e non è la stessa cosa evidentemente, ma porto agli ascoltatori il saluto e le scuse del direttore Feltri, che ha avuto un problema imprevisto, niente di grave da un punto di vista personale, è un problema che gli ha impedito però questa volta di essere con noi, come ormai da 2 anni a questa parte, quindi vi restituisco il suo saluto, il suo dispiacere di non essere oggi con noi, e vi restituisco anche il nome che avevamo scelto, ma perché lo ha scelto la cronaca di questa settimana, e cioè la dottoressa Francesca Albanese, la relatrice speciale per i territori palestinesi occupati dell'ONU. Ma prima era, nella sua vita precedente era questo, adesso è il nuovo idolo della sinistra italiana, sempre più ridotta alla propaggine di un centro sociale. E ovviamente c'era un'infinità di motivi per cui col direttore Feltri le abbiamo assegnato il Bamba. Vi ricordo solo i più recenti e clamorosi: lo psicodramma folle a proposito della senatrice Liliana Segre, ricordiamo detenuta da bambina ad Auschwitz. La dottoressa Albanese, quando è stata nominata la senatrice Segre in una trasmissione, si è alzata e se n'è andata. Poi, per rimediare, pensando di mettere una toppa intelligente, ha detto che no, la senatrice Segre non è lucida su Gaza perché ha un coinvolgimento emotivo. Sì, è stata da bambina ad Auschwitz, può avere un coinvolgimento emotivo, ma crediamo che per questo sia più lucida quando parla di genocidi, non meno lucida. C'è stato poi ovviamente lo psicodramma sul sindaco del PD, poveraccio, di Reggio Emilia, che è stato additato al pubblico ludibrio dall'Albanese perché si è permesso di ricordare che c'erano degli ostaggi israeliani. Io la perdono, sindaco, ma non lo dica più. Cioè, non si può dire, secondo la dottoressa Albanese, che c'è il dramma, c'è e c'è stato, e se possiamo usare il passato prossimo è solo grazie a Donald Trump, il dramma degli ostaggi israeliani. C'è stata poi la sparata, quella se diventi un idolo della sinistra lo devi fare, devi timbrare il cartellino e ricordare l'allarme fascismo, e quindi la dottoressa Albanese ha detto che vedi chiari segnali di fascismo nel comportamento delle nostre forze dell'ordine, quindi insultando gli apparati e gli uomini, soprattutto le persone in carne e ossa dello Stato deputate alla nostra difesa. Chiari sintomi di fascismo. La dottoressa, per modo di dire, non sa cos'è stato il fascismo, evidentemente. C'è poi questa simpatica questo psicodramma itinerante, diciamo, delle cittadinanze onorarie assegnate alla dottoressa. C'è una gara ormai tra i comuni capoluoghi, soprattutto di sinistra, a darle l'onorificenza, perché ormai c'è un riflesso condizionato, cioè i partiti, non esprimendo leadership, perché ditemi voi se Elena Edelstein è una leader, rincorre l'ultimo guru che offre la cronaca. L'ultimo guru è Francesca Albanese, quindi c'è questo tour a ricevere cittadinanze onorarie, mentre la signora ha già in passato sdoganato Hamas e ha detto che merito di Hamas aver riportato la questione palestinese al centro del dibattito, sia al prezzo di qualche sgozzamento, qualche stupro, qualche massacro di civili innocenti, ma insomma non stiamo lì a disperderci nei dettagli. Tutti questi motivi e molti altri questa settimana hanno fatto sì che io e il direttore Feltri non avessimo alcun dubbio, e quindi anche da parte sua, ribadendovi il suo saluto e le sue scuse, vi ribadisco che il Bamba della settimana per distacco è assegnato alla dottoressa Albanese. Vi ringrazio molto e vi lascio alla programmazione di Radio Libertà. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio